C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati di nuovo a Centro Anch'io speciale C'era una volta. Guardate che l'oggetto di oggi è una meraviglia, chissà chi se lo ricorda, magari qualcuno di voi all'ascolto c'è stato dentro quando era bambino o i nonni l'avevano utilizzato. È il peloto o stampé. Stampé perché stampé? Chi lo usava questo attrezzo? I bambini piccini. Era un ingegnoso oggetto di legno, lo vedete, nel quale si ponevano i bambini che ancora non sapevano camminare, per abituarli e insegnare loro a stare un po' in piedi senza doverli continuamente tenere in braccio. Il mio proprio le fonde da volta, le ghero argutino de fa, i gnarelli, anche perché non è che avessero un figlio, due figli, magari des, non andavano come adesso, come le nostre a fare shopping. Quindi il gnarello, vado, tac, e la posizionavo nel pelotto stampé, a questa base circolare o quadrata, l'ho abbandonato. Da un anello sostenuto da questi 4 pioli. Nel foro dell'anello superiore si collocava il bambino che stava bello dritto, contento, felice come felice o mio felice l'era in sé. Stavo lì un po' appoggiava i piedini sul disco di legno. È il pelotto, tu staresti nel pelotto. Devi metterlo dentro anche te nel stampé. Va bene, adesso vediamo un po' come sono andate le cose in centro. Piazza Paolo VI con Nicole, Giulia, Giada. Nicole, Giulia Giada, bresciane? No, di dove? Omegna, in provincia di Verbania, in Piemonte. Sì, beh, conosciuto, Omegna è un paesotto bello grosso, no? Sì. No. Dai, non è proprio un buco. Abbastanza per pescare? Sì, nella norma. Sì. Vedi? Ecco, lei ci sa capiti, vedi? Allora, sentite un poco, guardando questa immagine, è un oggetto che veniva usato nelle nostre campagne e probabilmente anche nelle campagne piemontesi, insomma, dalle vostre parti, sulle colline. Che cosa potrebbe essere secondo voi? Parte malissimo. Non lo riconosci? Quasi per la stufa. Qualcosa per la stufa, no? Questo è un uncino. Sì, un uncino che è un semplice chiodo di ferro, vedete, rame d'ottone, che si usava per scarfoiare i canù del furmento, ovvero togliere tutta quella parte intorno alla pannocchia che non veniva utilizzata all'interno bratte, filamenti, e si faceva sotto il portico questa operazione, magari raccontando se i bambini giocavano, ecco. E secondo voi come si dirà? Allora, visto che scarfui o tabari, qual è il suo nome? Scarfui, tu dici scarfui. Perché tirare via, scavare. Scarfui, anche voi confermate? Sì. Scarfui anche secondo... Sì, però mi piace di più l'altro nome. Ti piace più il tabari? Sì. No, anche io sono d'accordo. Allora, scarfui e 2 scarfui e un tabari vincono gli scarfui. Scarfui perché il tabari in realtà è il sellino del cavallo, quindi non c'è. Posto, stessa cosa. Va bene, dai, saluti al Piemonte, ciao. Grazie, ciao, Grazie buona mille. giornata. Ma te sempre forestier, ma ti piace proprio che ti sa, ma poi mio che ti sa, dici mia tanti gi de presso, vabbè, ma se che fa le sue foto in giro. Vabbè, ma poverette, erano disponibili. Poverette. Sono state brave, guarda questo oggetto, guardatelo anche voi, lo vedi, facile questa è la tanaia, vabbè, si usava una volta, ma si utilizza anche adesso, certo. per togliere chiodi, per afferrare, stringere, è in acciaio, ovviamente. Che c'è da dire sulla tanaia? Il dente ti tolgo con la tanaia, tanto sono tutti finti questi. No, si staccano la sera, no, questi, non serve la tenaglia. Va bene, amiche e amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ciao, alla prossima, ciao. C'entro anch'io.